Sono passati solo 2 anni dal disastroso ultimo campionato in Serie B, ma ora che è tornato tra i professionisti, il Treviso Calcio dovrà fare i conti con la rivoluzione avvenuta nel frattempo, quell'introduzione della tessera del tifoso che dovrà essere digerita anche dai sostenitori biancocelesti. Ad imporla le esigenze di sicurezza che renderanno nuovamente necessarie anche le 12 telecamere di sorveglianza installate per la A e che comporteranno pure il ritorno dei tornelli all'ingresso dello stadio. La card sarà indispensabile per ottenere l'abbonamento al Tenni, ma consentirà pure di acquistare il biglietto per le trasferte. Distribuito da una banca convenzionata, il nuovo documento potrà funzionare anche da carta prepagata e verrà attivato nella sede del club con un costo che non dovrebbe superare i 10 euro. Serve non soltanto per seguire, mi auguro sempre, la squadra del Treviso, ma serve anche per tutti gli altri incontri. Se uno vuole vedere incontri di Serie A o di Serie B in altri stadi, con la tessera del tifoso non ha nessun tipo di problema. Intanto, a partire da lunedì prossimo dovrà cominciare a delinearsi il futuro della squadra in Lega Pro. Il club si prepara comunque alla seconda divisione, la vecchia C2. È già un ottimo traguardo. Chiaramente vedremo nei prossimi giorni quale opportunità avremo davanti agli occhi, però se capita l'occasione saremo pronti, insomma. E pronti i ragazzi di mister Diego Zanin dovranno farsi trovare il 18 luglio, data d'inizio del ritiro, visite mediche e test atletici a Lancenigo, poi la partenza per Longarone, amichevoli di lusso il 25 luglio con la Fiorentina a Cortina d'Ampezzo, il 4 agosto a Cagliari, primo impegno ufficiale il 17 agosto in Coppa Italia e prima dell'inizio del campionato presentazione del team in Piazza dei Signori, come ai tempi d'oro.